Secondo giorno qua a Porto Tolle, siamo al Bar Centrale, davanti al municipio. Davanti al municipio, gentilmente il sindaco Pizzoli, nonostante in questo momento di grossa e frenetica attività, siamo abituati all'emergenza, ormai è tutta un'emergenza. Sì. Stavo pensando al sindaco che vede tutti questi virus e fa così. Allora sindaco, anche qua abbandoniamo il problema coronavirus, se no anche noi caschiamo nel discorso di parlare solo di questo. Capitale del Delta, Porto Tolle. Bello spunto questo. Nel senso che però qualcuno dice che capitale del Delta è Adria. E qua ritorniamo sul discorso della competizione dei nostri paesi deltizi. Secondo lei è giusta la definizione di Porto Tolle come riferimento per il Delta? O? Allora, a mio avviso dobbiamo parlare di area vasta e quindi di conseguenza credo che sia fondamentale la rete tra i sindaci. Non lo dico con retorica, ma lo dico sinceramente, nel senso, se dobbiamo far crescere il Delta del Po deve esserci una sinergia e un dialogo tra i sindaci che possa portare i risultati che tutti quanti. Diciamo che rispetto ad anni fa è più importante il dialogo in questo momento rispetto ad anni fa, che forse era più frammentato politicamente. Renzo, passami magari il termine. L'argomento era la caccia. No, non solo, ma dico anche, parlo come magari certo. Però, sfaccettature. Ecco, oggi siamo più si guardava quell'aspetto prevalentemente rispetto all'argomento, ai problemi. Poi per quanto riguarda, insomma, personalmente ho l'ambizione di trasformare, di vedere il mio comune negli anni, che non vuol dire che ci sarò io per una vita, ma negli anni anche a vedere che ci sarà per 2 vite per qualcun altro, però di vedere il mio comune diventare sicuramente un comune a livello turistico tra i più importanti, ed è un percorso che abbiamo iniziato e stiamo già vedendo qualche frutto non indifferente. E dopo di dare, insomma, a Porto Tolle, ripeto, quella importanza strategica all'interno di un contesto di un patrimonio naturale e ambientale che veramente sia di valorizzazione non solo del settore primario ma anche di quello turistico. Credo che sia quello lo scopo della mia amministrazione. Ecco, a te Renzi invece chiedo, come vedi lo sviluppo del Delta? Turistico, ittico, artigianale? Secondo te quale sarà la cosa più importante nei prossimi anni? Sono tutte, nessuna di queste in contraddizione, nessuna di queste dice mai in competizione per essere, ma non sono, l'una non annulla l'altra, anzi, perché dal punto di vista ambientale è indubbio che Porto Tolle è non solo la capitale del Delta del Po, sia Veneto che Emiliano. Qua potrebbe partire un'altra polemica, però lasciamo stare. È un punto di riferimento straordinariamente, quindi storicamente è chiaro che Adria ha dato il nome al mare Adriatico, ma Porto Tolle ha la vitalità che guarda al futuro, Smania vuole farsi largo perché ha anche gente giovane, quindi la futura capitale, la diventante capitale del Delta, penso sarà Porto Tolle. Sicuramente Porto Tolle, anche perché ha risolto i problemi di natura valoriale ideologica, per cui se eri contro la caccia passava il ponte del Moio, era un problema. Adesso c'è un'unità fortissima sulla valorizzazione ambientale. Però abbiamo parlato di 2 comparti, ittico da una parte e turistico. Prima di tutto il turistico, il famoso progetto che sarà per la riconversione della centrale, la polemica, ne abbiamo parlato prima un po' fuori onda, chi bonificherà chi? Aspetta Daniel, aspetta a lei. Neanche parlarne non è quello il ganglio, il problema dello sviluppo? Allora, lo sviluppo a parte che adesso avremo penso il 12 di marzo, se il coronavirus permettendo, ci sarà comunque l'ufficialità dell'incontro tecnico che avremo con la regione, con IUMA eccetera, proprio per le caratterizzazioni. Chiaro che davanti a un progetto di questa portata la forbice e il delta che c'è tra demolizione e bonifica ha anche un impatto dal punto di vista economico sul progetto. Vedremo presto comunque l'evolversi della situazione. Però spetterà sicuramente a Enel questo. La bonifica comunque... perché non si capiva fino a poco... No, non è mai stato un problema. Sì. Non è mai stato nelle competenze che non fossero di quelli che hanno inquinato, magari altro. Cioè, adesso... No, io sono contento di... Io vengo a fare le pulizie a casa tua, pago io, mi pagherai tu,
similitudini molto analoghe. Vabbè, questo è già. E poi il comparto ittico, crisi di marinetta, abbiamo sentito che c'è la moria di vongole, però anche nel nostro delta, nel delta di Porto Tolle, c'è il problema di Barbamarco che deve ancora essere aperta, del Canarin, eccetera. Come lo vede lo sviluppo e il futuro del... Ma io lo vedo positivo perché comunque c'è anche la voglia e il fatturato comunque lo dimostra, perché è vero che ci sono stati meno chili, ma è vero che il prezzo è rimasto anche superiore, quindi tutto sommato diciamo c'è stato anche un buon, non è uno degli anni migliori sicuramente, tutto si impernia sulla vivificazione delle lagune, cosa che naturalmente spetta in parte al pubblico ma in parte anche al privato, ed è questo il canale secondo me da percorrere, dove la sinergia di investimento tra pubblico e privato può portare anche a una manutenzione ordinaria, cosa che Renzo mi insegna perché ha più di anni di me e anche a livello regionale ha avuto ruoli importanti. Politici. Politici, no, perché... Siamo due ragazzi. No, perché se no si offende. E quindi è chiaro ed è palese che non può sempre intervenire la parte pubblica, serve un piano di investimenti e serve mirato, ed è questo credo. E c'è qualche progetto in atto? C'è la volontà, adesso i primi progetti sono legati ai soldi che abbiamo recuperato con il VAI, e quindi sul consolidamento della costa faremo anche una prima vivificazione delle 2 o 3 lagune più importanti che abbiamo a Porto Tolle, ma poi c'è anche la volontà attraverso anche le linee guida che sono state già portate in giunta di fare questo protocollo d'intesa pubblico-privato per una manutenzione ordinaria che diventa, ripeto, fondamentale, perché le lagune nostre, lo insegna proprio la storia e la natura, se non vai in manutenzione le lagune muoiono. Quando si parla di conservazione ambientale, e anche qua Renzo mi insegna, non è solo dire vado a porre dei vincoli, ma vado anche e soprattutto a far vivere la laguna, altrimenti rimane imbalsamata e muore. La realtà è questa. E tu Renzo come vedi lo sviluppo? Ma sono perfettamente d'accordo allineato con quello che dice Sindaco. Sono cose che adesso vanno in realizzazione, ma sono cose messe in piedi molti anni fa. Certo che fra il dire, lo iato è profondo, fra il dire e il fare. Farlo tutti i giorni, stiamo parlando di un comparto che ha 1500 addetti, che ha milioni di fatturato. È un comparto comunque che coinvolge tutti i paesi deltini, nel senso non solo Porto Tolle, ma Porto Viro, Porto di Po, Ariano, eccetera. C'è una collaborazione da questo punto di vista o quando è ora di manutenzione vi lasciano un po' soli? No. Chiedo, Ma non è una cosa che riguarda gli altri, cioè sì, all'interno del comune di Porto Tolle, le lagune di competenza nostre. Sono sue, sul resto. Dopo c'è da dire che sul settore pesca c'è comunque un coinvolgimento, vedi un po' per il GAC, vedi un po' perché comunque abbiamo anche delle politiche regionali che comunque vanno a prendere un po' tutta l'area, è chiaro che insomma io su questa cosa qua insomma sono coinvolto quasi quotidianamente, un po' perché sono presidente del gruppo Azione Costiera. Tra l'altro ricordo che il distretto ittico di Chioggia-Rovigo, quindi Chioggia Delta del Po, è il distretto ittico numero 1 in Italia, cosa che spesso e volentieri non tutti lo sanno, ma tra l'asta di trasformazione sulla Romea, tra il mercato di Chioggia, tra i mercati di Piglia e Scarrovari, stiamo parlando di un comparto che è il primo in Italia, ed è una cosa... Tanto cioè ci sono numeri, persone, professionalità e competenze che sono in grado di farne un'eccellenza. Per questo è un unicum che ha tante cose ambientali, produttive, turistiche, paesaggistiche, non mai dimenticare. E quindi c'è bisogno, equilibri anche abbastanza sottili, c'è bisogno di investimenti privati, e siccome Porto Tolle potrebbe diventare la capitale del turismo mediterraneo dell'Alta Italia, con la famosa riconversione turistica della vecchia centrale, e questo farebbe fare un salto di qualità tale per cui il ruolo di capitale del Delta del Po diventa naturale. Allora, con questo augurio che prendiamo per buono, che sono convinto che il sindaco ne sia non molto contentissimo, ci lasciamo e domani ci rivediamo per un altro argomento sul Porto Tolle con il sindaco, sperando che non piova domani. Ma penso di no, speriamo. Ho visto le nuvole che in cielo viaggiavano. Vabbè, ciao a tutti, arrivederci, buona giornata.